Il comune di Rapallo cerca di fare chiarezza in merito ad alcune voci che circolano in città. A parlarne il sindaco dopo la riunione di questa mattina. Primo, la rimozione dei relitti. Saranno i privati ad occuparsene, dice Bagnasco, e sempre loro si accolleranno le spese. Secondo punto, il porto. Anche in questo caso sarà il privato a fare i lavori di ripristino della diga. Sarà ricostruito come prima? Certo che no, spiega il primo cittadino. Verranno realizzati nuovi studi di ingegneria e di idraulica e saranno utilizzate tecniche moderne. Sempre secondo il sindaco, i proprietari sarebbero già pronti a partire e saranno lavori a tempo di record. Infine, i locali colpiti dalla mareggiata. C'è un piano dei Dehors, ricorda Bagnasco, che andrà preso in considerazione. Così la città, conclude, cambierà aspetto, non sarà più come prima. C'era un progetto di rifacimento di messa in sicurezza del lungomare, probabilmente adesso bisognerà attuarlo. Quell'intervento che pensavamo di fare sul lungomare adesso va rivisto totalmente perché le imbarcazioni e la mareggiata hanno danneggiato in più punti il lungomare, la recinzione, la ringhiera, per cui stiamo rivedendolo completamente. Mi preoccupa in questo momento anche un altro problema della canalizzazione delle acque meteoriche che con quello che è successo probabilmente sono completamente intasate, per cui cercheremo di far intervenire dei mezzi speciali per liberare le condutture. Come comune avete stanziato 200.000 euro per le somme urgenze, diciamo, per i primi interventi, pensate di fare qualcos'altro? Allora, come comune ci stiamo raffrontando come giunta in continuo e capire come impegnare tutto quello che serve nei tempi brevissimi, logicamente consentiti dalla legge, per arrivare a dare delle risposte subito. Volete aiutare Rapallo? Venite a Rapallo, perché Rapallo comunque è una città che riesce ad accogliere le attività più colpite, oltre San Michele, come le dicevo, e alcune del lungomare, sono gli stabilimenti balneari. Ecco, lì abbiamo visto veramente dei casi, hanno perso tutto.